Cari amici che ci seguite su questo canale video, ci troviamo a Matelica in provincia di Macerata, siamo nel salone delle feste dell'Hotel Massi. Questa è la festa di Maria Chiara Boarelli, la nostra reginetta della canzone del 2008. Qui siamo insieme agli amici, alcune amiche, alcuni sono i parenti e sono in attesa anche loro di partecipare alla festa. Volevo sentire dalla loro viva voce cosa ne pensano di Maria Chiara. Iniziamo qua con la presentazione. Ciao a tutti, sono Balzano Alfonso, sono un amico di Maria Chiara e studio con lei canto da circa un anno. Penso che sia una ragazza molto ambiziosa, determinata, sa bene quello che vuole, lo fa con intelligenza e sicuramente una voce molto potente, una vocalità ben definita e niente. Bene. Qua chi abbiamo? Ciao, sono Denise Grasselli, sono amica di Maria Chiara, vado a canto insieme a lei da diversi anni e devo dire, insomma, Maria Chiara è bravissima. Benissimo. Passiamo ai genitori. Ciao a tutti, sono Rita Fabrianesi, la mamma, e lui è il papà e non sta a noi giudicare la vocalità di nostra figlia. Però a casa com'è? Simpatica, È fa molto arrabbiare come tutte le figlie. Quello è classico, non sarebbe una figlia. È molto vivace comunque. Da parte del babbo un saluto almeno alla figlia. No. Gli manca la voce, sono emozionato. Chi abbiamo qua invece? Buonasera, io sono Sandra Boarelli, sono la sorella di Maria Chiara. Beh, che dire, mia sorella è speciale, poi lo vedrete, è una ragazza intelligente, con voglia di fare, semplice e nello stesso tempo determinata e ambiziosa. Poi starà a voi vedere questa serata dove sicuramente darà il meglio di sé e niente, vi auguro a tutti insomma un bello spettacolo. Bene. Poi qui chiudiamo con altre amiche. Io sono una cugina barra amica, sono Sofia. Bello, cugina barra amica, no, ma è vero questo. E niente, voglio dire che Maria Chiara ogni volta che canta mi regala mille emozioni, io non mi stancherò mai di seguirla perché nel suo sogno ci credo anch'io, non so, forse quasi più di lei. Bene. Ciao, io sono Adriana Russi e frequento lo stesso corso di canto da circa 2 anni con Maria Chiara. Siamo molto amiche e tra l'altro lei è bravissima, penso proprio che sia brava e che prima o poi arriverà. E ci sono solo 4 parole per definire Maria Chiara: non ti delude mai. Bene, vogliamo sentire in questo momento anche la voce di Maria Chiara. Prima di parlare con Maria Chiara ho requisito, nel vero senso della parola, sequestrato altri suoi amici. Qua abbiamo degli amici che spesso la vedono perché viene nella nostra officina in via Marazzini, abbiamo un'officina di commessa e Maria Chiara è una ragazza stupenda, è fantastica e simpaticissima. Bene, voi come vi chiamate? Spurio è un nome che si ricorda, Bene. Tu invece? Montanari Samantha. Bene, Montanari Samantha, se passate che vi avete qualche bisogno impellente di cambiare gomme, andate pure da loro. Poi invece passiamo al lato artistico di Maria Chiara. Chi abbiamo? Io sono la presidente dell'Istituto Musicale Nicola Vaccai di Tolentino. Maria Chiara frequenta la classe di canto del nostro istituto e io ritengo che lei sia bravissima a livello artistico, ma è anche una ragazza solare, dolcissima, che ha un grande senso di responsabilità e quindi a lei sicuramente è da augurare tutto il bene di questo mondo. Bene. Quindi prima di sentire abbiamo anche qualche amico qua in collegamento con noi della Titanus sullo Space, no? Tanti amici Facebook e Space, quindi abbiamo uno particolare che fa l'attore, si chiama? Sono Matteo Benesin e vengo da Macerata e anche io sono qui questa sera per festeggiare la nostra Maria Chiara. Benissimo, è proprio il suo momento, il momento di Maria Chiara. Ok, ci siamo, il momento di Maria Chiara, abbiamo sentito un po' di tutti i colori da parte dei tuoi amici e dei tuoi parenti. Vogliamo definire un po' tutti insieme, da parte tua anche i tuoi amici, come li trovi? Beh, molto animati, Sì, sono senz'altro delle persone squisite con cui mi trovo molto bene a lavorare con loro e dei quali ho moltissima stima.
Ok, io adesso vorrei fare una piccola presentazione su di te, anzi te la faccio fare a te, dai via, descriviti. Allora, appena diciottenne posso dire che sono una ragazza ambiziosa, dai 1000 sogni e con tanta voglia di cantare, ma al tempo stesso frequento il liceo scientifico di Fabriano e sono al quinto anno, speriamo di concludere in bellezza e speriamo che il sogno del canto possa continuare. Cosa facciamo? Entriamo dentro, è stracolmo di gente, pienissimo, davvero pieno zeppo. Si entra, è la festa di Maria Chiara. Mi dispiace per voi che non avete visto questa fantastica serata che è stata davvero eccezionale. Questi sono alcuni delle amiche e degli amici che hanno presenziato alla festa di Maria Chiara Boarelli, qua con la fascia di reginetta della canzone, e dall'Hotel Massi di Matelica, provincia di Macerata, il pubblico eccezionale, Luca Renziano, la reginetta Maria Chiara Boarelli, tutti gli amici, le amiche, i partecipanti, l'appuntamento su questo canale TV. Grazie a tutti, ciao, buona serata.